Mi ami tu? La domanda che Cristo pose per ben 3 volte a Pietro risuona ancora oggi nella Chiesa, anzi ne è il fondamento. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia alla TEC e alla FPT di Ne. La tradizionale celebrazione del precetto pasquale è stata occasione per una riflessione su cosa sia la Chiesa. Una istituzione, un'associazione, un insieme di riti? Prima di tutte le regole, prima di tutti i riti, prima di tutto le dottrine annunciate, prima di tutto c'è questa domanda: mi ami? Ecco, questo è il fondamento di tutto. Perché se allora posso rispondere sì, Signore, tu sai che io ti amo, allora scopriremo la vera natura della vita della Chiesa. La celebrazione si è svolta nella sede delle 2 aziende, TEC con i suoi 15 dipendenti e FPT che ne conta 20. Le 2 attività sono strettamente interconnesse. Sono 2 realtà, la TEC che fa produzione meccanica, sia conto terzi e prodotti meccanici per FPT. FPT invece realizza un suo prodotto finito che commercializza in tutto il mondo. Sono prodotti oleodinamici ad alta pressione, come FPT ovviamente, e vanno a finire nella componentistica degli offshore e piattaforme petrolifere in mezzo al mare e anche viadotti, ponti, tutte queste cose dove l'oliodinamica è all'ordine del giorno. Commercializziamo in tutto il mondo, sicuramente maggiormente in Italia, ma anche in tutto il mondo, soprattutto i paesi nordici, quindi come Norvegia, Svezia, Finlandia, Regno Unito. Il mercato insomma complesso, ci sono delle difficoltà e tutti i giorni dobbiamo scontrarci con delle difficoltà di mercato e ci proviamo e insomma ce la battiamo, ecco. Non è una situazione rosea, però ci stiamo dando da fare, ci rimbocchiamo le maniche come si suol dire e insomma i risultati li otteniamo.